If you see me walking down the street and I start to cry, each time with me, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, let me grieve in private, 'cause each time I see you. 88esima Coppa Sangeo, chi vincerà oggi? O io o lui. Chi vince oggi? Speriamo noi, dai. Chi vince oggi? Non ne ho idea. 88esima Coppa Sangeo, chi vince oggi? Speriamo di ripetersi, dai. 88esima Coppa Sangeo e finalmente, cari amici appassionati di ciclismo, anche la stagione 2012 ha inizio. Un inverno a dir poco gelido e ostile per chi in questa stagione a cavallo della propria bicicletta cerca di percorrere qualche migliaio di chilometri con l'obiettivo di farsi trovare pronto ai nastri di partenza dell'apertura del calendario. Buon umore e voglia di cominciare non mancano. Ora la parola a Luca Bacchiavini e Beppe da Milano. 88esima Coppa Sangeo, gara imprevedibile, come andrà? Sarà una gara sicuramente veloce nella prima parte, nel finale abbastanza impegnativo, conosciamo tutti il circuito finale di Soprazocco e penso che se la giocheranno pochi in un gruppo ristretto allo sprint. 88esima Coppa Sangeo, inizio stagione, gara imprevedibile, come andrà? Ma per noi intanto diciamo che è un esordio tranquillo dove più che altro lo facciamo per allenamento, perché non sappiamo le condizioni nei confronti degli altri quali sono, perché il tempo è stato quello che è stato, non è che abbiamo potuto allenarsi bene. La gara è sempre stata una bella gara, comunque arriverà un 40-50 corridori in volata, speriamo che ci sia Drapperi dentro dei miei, che possiamo fare un buon piazzamento, ecco. Vero e indiscutibile un fatto, quest'anno l'inverno non ha certo permesso un'adeguata e programmabile preparazione su strada. Le forti nevicate e le temperature spesso gelide non hanno permesso ai nostri giovani campioni di pedalare, diciamo, in tranquillità. Molti di loro prima della partenza hanno proprio evidenziato la scarsa preparazione rispetto alle passate stagioni, proprio a causa del fattore climatico, che però, come d'incanto, in occasione dell'inizio della stagione ha voluto portare il proprio contributo, regalando a tutti noi una splendida e mite giornata di sole. Niente di più bello poteva accadere e pochi di noi, in verità, visto il rigido inverno, l'avrebbero mai sperato. 88esimo compleanno quindi per la Coppa Sangeo, con ai nastri di partenza poco meno di 200 scalpitanti atleti. Le immagini della piazza di San Felice del Benaco, che è stata la location per partenza e punzonatura, il tutto in perfetto orario con la carovana in direzione Portese, per poi superare per ben 3 volte la dolce salita delle Zette. Salita pedalabile, superata ovviamente senza difficoltà, con il plotone che lascia spazio a qualche allungo. Diciamo che per la maggior parte degli atleti in gara una sorta di lungo riscaldamento in attesa di trasferirsi in zona Soprazocco per affrontare la parte più tecnica e impegnativa dell'intero tracciato. Trasferimento della lunghezza di una quindicina di chilometri da Gavardo a Muscoline, per poi iniziare il primo dei primi 6 giri di un tracciato certamente nervoso, ma non particolarmente impegnativo. Grande pubblico presente a garantire lo spettacolo, oltre ovviamente ai corridori, anche un percorso spettacolare che consente ai presenti di seguire passo dopo passo l'intera gara. Nel frattempo, con le immagini stiamo seguendo le prime fasi della corsa, un breve accenno sulla parte tecnica del tracciato, che prevede, dopo il trasferimento diciamo in zona arrivo, 6 giri non particolarmente impegnativi con la salita del Passo Cavallino a quota 280 metri, per poi scendere velocemente in direzione Muscoline per tornare a Soprazocco, appunto. Il gruppo, come vediamo, mantiene sotto controllo la situazione, pochissimo il disavanzo dalla testa della corsa, con le squadre più organizzate nelle prime posizioni, in attesa del momento più congeniale per concludere l'inseguimento. Per la cronaca, i 156 km percorsi in un tempo pari a 3 ore e 56 minuti fanno calcolare una media finale di poco inferiore ai 40 km orari. Percorso non particolarmente duro, ma sicuramente gara imprevedibile, che dal 1925 rappresenta la gara d'apertura del calendario stagionale per la categoria dilettanti. Un lungo albo d'oro che non ha mai visto primeggiare per più di una volta nomi di atleti che stagione dopo stagione hanno accompagnato la gara per 88 lunghissimi anni.
Da Pietro Cevini a Renzo Zanelli, senza interruzione di sorta, una specie di magia che rende ancor più significativo ed importante questo giorno d'apertura del calendario della stagione dilettanti. In verità il percorso negli anni ha proposto parecchie diverse soluzioni, ma che hanno sempre comunque evidenziato le caratteristiche principali della Coppa San Geo. Merito soprattutto di chi nel tempo ha saputo difendere la gara a denti stretti, nonostante le conosciute problematiche per allestire un evento di questa importanza. Opportuno quindi, da parte degli organizzatori, associare la più famosa Coppa San Geo con la gara dedicata ai caduti di Soprazzocco, che generalmente si disputava il giorno seguente alla San Geo, appunto, che vede proprio nella parte finale del tracciato un filo conduttore molto significativo che ha saputo consolidare, qualora ne avesse bisogno, anche dal punto di vista tecnico il tracciato. Gara comunque non particolarmente movimentata, gruppo che si mantiene lungamente compatto a debita distanza dai fuggitivi. Davanti intanto la gara comincia a farsi interessante, con il gruppo che comincia a frazionarsi grazie soprattutto al terzetto che troviamo ora con qualche metro di vantaggio rispetto al resto della corsa. Daniele Cavasin, Generali Video Ballan, in compagnia di Duber Hernando Quintero, in maglia Delio Gallina Colosio Inox e Matteo Mammini, già campione italiano a cronometro, a difendere i colori Colpac. A poca distanza una coppia all'inseguimento, Davide Martinelli, al primo anno nella categoria con il quotato Nicola Bohem, già vincitore nella passata stagione di gare di massimo spessore come il Gran Premio Città di Felino, Giro del Belvedere, la Coppa di Mercatale e molto altro. Si forma così un drappello di 9 unità in testa alla gara. Matteo Mammini, Colpac, Michele Foppoli e Hernando Quintero, Delio Gallina. Il campione italiano Matteo Busato, Team Idea, Patrick Facchini, Casati Team Impianti. Andrea Wacker, Marchiole Misfero Site, Giorgio Cecchinelle e Nicola Bohem, Zalf Desiré Fior. Ed infine il veloce Daniele Cavasin, Generali Video Ballan Coppi Gazzera, già classificatosi al quarto posto nella passata stagione nella San Geo e ricordiamo vincitore nello sprint della tappa del Giro Bio a Rodi Garganico. Il gruppo per niente rassegnato a una ventina di secondi di distacco. Al suono della campana la situazione vede un buon accordo tra gli uomini di testa che avanzano con cambi abbastanza regolari, mentre il resto della corsa transita sotto lo striscione tra due ali di folla con un lieve ritardo. Sono circa una quindicina i secondi che dividono i fuggitivi dalla testa del gruppo. Nelle prime posizioni a scandire il passo la formazione bergamasca di Antonio Bevilacqua, Team Colpac, andatura sostenuta ma vantaggio che non cala. Ultimi metri di gara con alcuni tentativi di sganciamento ed è Radio Corsa che informa il pubblico presente di questi allunghi. Dal gruppetto di testa con Busato e Mammini tra i più intraprendenti, ma niente da fare, il gruppetto alla fine rimane compatto. Ora a dettare l'andatura sul drappello in fuga, in maglia Desiré Fior e Giorgio Cecchinelle. Mantiene la prima posizione per favorire lo sprint del veloce compagno di squadra Nicola Bohem. La strada è in leggera discesa. Il gruppo è ancora staccato, quindi a disputarsi la prestigiosa gara d'apertura il gruppetto precedentemente menzionato. Parte la volata ed è Daniele Cavasini il più attento e reattivo. 88esima Coppa San Geo, Daniele Cavasin in maglia Generali Video Ballan davanti a Nicola Bohem, Zalf Desiré Fior. Buon terzo in maglia Delio Gallina il bresciano Michele Foppoli. Cavasini, un inizio col botto. Beh, un inizio così non pensavo mica. Partire così vuol dire... Sono contentissimo di aver vinto oggi. Stavo un periodo in forma, ci tenevo a far bene qui alla San Geo e dire nel finale c'ero, poi in volata ero più veloce e sono riuscito a vincere. Una vittoria che dedico alla squadra, a tutti i miei compagni, al presidente, agli sponsor e ai nostri editori sportivi Zocorato e Bonso. Occhi puntati sulla classifica di questa grande gara giunta all'88esima edizione.
Al 10° posto Davide Martinelli, Opla Valdarno. 9° Marco Benfatto del Team Idea 2010. 8° Giorgio Cecchinel della Zalf Desiré Fior. In 7ª posizione troviamo Andrea Wacker della Marchiol. 6° Patrick Facchini, Team Casati. 5° Matteo Busato, Team Idea 2010. In 4ª posizione Matteo Mammini, Team Colpac. Sul 3° gradino del podio Michele Foppoli, Colosio Gallina. 2° Nicola Boem della Desiré Fior, e complimenti ancora e anche da parte nostra al vincitore di questa grande corsa, Daniele Cavasin della Generali Video Ballan Coppi Gazzera. Oh.